Arrabbiate, tese, pronte a tutto. Ne mancavano davvero pochi delle 382 insegnanti degli asili nido e delle scuole dell'infanzia del Comune di Venezia nel Teatro del Parco della Bissuola. Ritornate in servizio il 1° settembre, oggi è più chiaro che mai che con i tagli previsti del commissario straordinario Vittorio Zappalorto la situazione nelle loro classi sarà impossibile. Già la situazione era al limite, quest'anno proprio ci danno addosso in maniera incredibile. Noi anche l'anno scorso abbiamo lavorato con difficoltà, abbiamo fatto anche tante ore in più e questo è stato il premio che ci ha dato l'amministrazione. È drammatica, veramente, soprattutto anche non solo per noi, per l'utenza, soprattutto per i bimbi, perché vuol dire non sapere cos'è un bambino, di cosa ha bisogno. Da lunedì alla riapertura dei nidi cambierà il rapporto numerico, 8 bambini ogni insegnante per un totale di 24 bambini dai 12 ai 36 mesi negli orari di apertura dalle 7:30 alle 9:30 che scende a 18 in caso di lattanti. Bambini, ribadiscono, persone, non numeri. Un servizio di qualità certificato in tutta Italia come il migliore o tra i migliori d'Italia, arriva qui qualcuno dall'alto e decide di distruggere. Per cui ci opporremo fino alla morte. Al loro fianco i sindacati che spiegano queste norme sono illegittime. Tutto ciò che sta tentando di fare l'amministrazione ai nostri occhi è illegittimo. Modificare il contratto decentrato senza che tutte le parti contrattuali ne diano l'assenso non è previsto dalla normativa. Volti preoccupati, arrabbiati ma decisi. Le insegnanti sono pronte a difendere il loro lavoro. Invito tutte voi a venire a Venezia. Al termine dell'incontro le insegnanti danno un mandato chiaro ai loro rappresentanti: o cambiano le cose o per le scuole sarà sciopero.